Assessore Panariti, il progetto del Memobus per un viaggio nei luoghi della memoria della Shoah compiuto dai ragazzi e dagli studenti del Friuli Venezia Giulia, un progetto finanziato e sostenuto dalla Regione. Sì, le province finanziavano questi progetti che poi sono passati alla regione e quindi vanno in tutto quell'insieme di progetti di viaggi della memoria che la Regione Friuli Venezia Giulia finanzia. Si tratta di viaggi importanti che permettono agli studenti e alle studentesse di trasformare la memoria in cittadinanza attiva e di conoscere quella che è stata la storia del Novecento europea. Il percorso permetterà loro di provare delle esperienze, che sono delle esperienze molto forti. Ho incontrato degli studenti e delle studentesse di ritorno da questi viaggi e l'esperienza, il loro sentire è stato davvero molto forte, ma allo stesso tempo anche di ragionare, di comprendere e quindi di lavorare, e questo lo dicono sempre, per un futuro che non preveda discriminazioni così gravi, così forti e così dolorose come quelle che l'Europa ha provato, ha avuto durante il Novecento. E sono percorsi appunto che prevedono la visita dei campi, ma anche del ghetto delle città, e che sono costruiti anche con un percorso di approfondimento e di riflessione. Molto spesso i ragazzi chiedono proprio con forza di approfondire questi temi della storia del Novecento e sia con l'ANED, sia con l'ANPI, sia con le associazioni abbiamo risposto a questa richiesta così forte e così pressante di conoscere e anche di attivarsi in maniera tale che sia per tutti i ragazzi e le ragazze, gli studenti e le studentesse della nostra regione, questo rappresenti un'opportunità che sta dentro all'idea di Friuli Venezia Giulia come laboratorio di pace, come laboratorio in cui si risolvono i conflitti in modo pacifico e si agisce affinché non ci siano più discriminazioni.